Allora, innanzitutto volevo spiegarmi il mio ruolo all'interno della banca, altrimenti non si capisce il mio intervento. Il mio ruolo non è di tipo commerciale, io praticamente ho il ruolo di tenere i rapporti con le autorità, quindi Guardia di Finanza in primis, Banca d'Italia, BCE, Garante, Antitrust e via dicendo, e il mio ruolo è quello di controllare che i prodotti che la banca mette sul mercato siano conformi alla legge. Quindi a tutte le leggi logicamente che incidono nel settore bancario, solo bancario, perché il mio ruolo è per i prodotti bancari, non per quelli finanziari. Appunto, per quanto riguarda le domande invece del dottor Cecchinato, innanzitutto logicamente una banca è pro digitalizzazione per ovvi motivi commerciali che non c'è bisogno che vi spieghi. Logicamente questo deve essere però accompagnato anche da dei gradi di accortezza sia da parte dei consumatori, ma anche di elevazione di sicurezza anche nei sistemi informatici della banca. Allora, la direttiva PSD, non mi ricordo più se 1 o 2, prevede che quando un consumatore avvenga sottratta al bancomat o la carta di pagamento, la carta di credito, la banca deve immediatamente risarcirlo, a meno che non riesca a provare che ci sia del dolo, della colpa grave da parte del consumatore. Cosa significa? Che ha praticamente scritto dietro il bancomat il codice o attaccato un post-it al bancomat il codice. Se la banca non lo prova, il consumatore ha diritto al risarcimento completo. Per questo motivo anche la banca ha tutto l'interesse di elevare i livelli di sicurezza, perché elevando il livello di sicurezza riusciamo a limitare praticamente anche appunto di dover rimborsare continuamente i clienti. Vi assicuro ci sono tantissimi casi, e questo può confermarlo anche l'associazione dei consumatori, ci sono tantissimi casi di frodi di questo tipo, anche dal punto di vista informatico, perché se vengono praticamente fatti dei bonifici online e noi non riusciamo a dimostrare che è stata in cautela da parte del consumatore, che magari ha ricevuto una mail di spamming e ha praticamente incautamente inserito la propria password in una mail o l'ha comunicata telefonicamente, allora il tutto viene addebitato appunto ai sistemi di sicurezza della banca, che non sono stati sufficientemente stringenti per limitare appunto questo danno, e viene addebitato alla banca. Altri sistemi, appunto per questo motivo abbiamo predisposto un sistema che dovrebbe mettere abbastanza in sicurezza, cioè abbiamo un sistema di controllo automatico delle transazioni, del tipo: se voi fate una transazione all'aeroporto di Verona alle 10, alle 11 la transazione viene fatta all'aeroporto in Romania o da qualche altra parte, il sistema riesce a capire che è quasi impossibile, se non in casi eccezionali, perché a me è capitato, sono andato in un matrimonio in Romania, ho prelevato a Bologna e poi ho prelevato là, mi hanno bloccato la carta perché gli sembrava impossibile, avessi fatto 2 prelevamenti in così breve tempo, ma gli avevo spesi sull'aereo i soldi, quindi e quindi me l'hanno bloccata. Quindi ci sono dei sistemi che valutano queste cose e praticamente vi bloccano le carte se sospettano appunto che ci sia stato un utilizzo fraudolento. In più, ultimo consiglio, poi sulla sicurezza vi lascio stare, perché logicamente sono tutte accortezze, se poi riusciamo a proiettare. Sono tutte accortezze, ma praticamente molto, anche appunto diciamo abbastanza semplici. L'unica appunto secondo me importante è se vi capita che o la carta di credito o il bancomat vi venga sottratto, o avete con voi il numero di telefono per bloccarlo immediatamente, o se no andate davanti a qualsiasi ATM, a qualsiasi bancomat di qualsiasi banca italiana, delle poste, e ogni minuto esce il numero verde da chiamare. Il numero verde non è collegato alla banca, il numero verde vale per tutte, anche se avete una banca non italiana, vi bloccano appunto tutto, vi bloccano i contenuti. Sì, questa è praticamente una brochure che abbiamo fatto insieme a Diconsum, dove diamo dei consigli appunto ai consumatori su come praticamente evitare il più possibile appunto di essere fregati nell'utilizzo appunto degli strumenti di pagamento elettronici nella digitalizzazione. La trovate poi fuori, se non erro, sul tavolino. E
Questa appunto la cosa più importante è quella: portatevi con voi il numero verde, se no andate davanti a un bancomat, appena esce telefonate, il blocco immediato. L'unica cosa è questo, credo che anche qui Davide mi puoi confermare, c'è allora quando un consumatore gli succede una cosa del genere, blocca la carta, ma sono riusciti comunque a prelevare entro 15 minuti allora c'è uno studio effettuato non mi ricordo appunto, comunque dal Politecnico di Milano, non mi ricordo più, in cui dice sostanzialmente che è impossibile che il ladro abbia potuto carpire il codice in un breve lasso di tempo, e quindi la banca è l'unico caso in cui non deve risarcirvi, perché vuol dire che da qualche parte il codice era nascosto. Quindi in questo caso dovete praticamente adottare tutte le accortezze necessarie. Poi la banca, come dicevo, ha elevato il grado di sicurezza anche all'interno, anche perché, come potete leggere da tutti i giornali, le tecniche che vengono utilizzate dagli hacker, diciamo, per praticamente frodare, continuano a evolversi, e questo che crea un meccanismo: si evolvono gli hacker, dobbiamo evolverci noi, via dicendo. Come ad esempio, sembra una banalità, ma quando andate a fare la spesa ai supermercati ci sono ormai delle bande organizzate che praticamente vi si mettono dietro come cliente a voi, vedono quando pagate, guardano il codice, vi aspettano fuori, vi sottraggono e utilizzano indebitamente il vostro bancomat. In altri casi addirittura, non posso fare i nomi perché no? Meglio di no. Evitate di lasciare il bancomat tutte le sere sopra le colonnine dei salari, perché non sappiamo più dove metterli, ne abbiamo pacchetti così nei distributori. Ma non vengono neanche a reclamarli. No, proprio li bloccano immediatamente e non vengono più a reclamare. Se volete abbiamo tutta la serie di tutte le banche in Italia. Coi codici o senza? Senza. No, una volta c'era il codice proprio col nastro adesivo. Una buona prassi. Ma di norma non c'è più, ecco. È un bel pezzo che non vedi proprio il codice PIN scritto a pennarello dietro il bancomat. C'era anche quello. Sì, di solito adesso c'è la moda di metterlo nel cellulare, quindi alle signore che rubano le borsette è una fregatura, perché di solito lo beccano sul cellulare. E altre volte appunto è capitato che in alcuni esercizi, di cui non posso fare il nome, hanno sostituito il bancomat, non l'ATM, ma proprio il POS della cassa. E quindi quando andavano a pagare al POS della cassa non è che hanno sostituito, ma ci hanno attaccato qualcosa per cui comunicavano il codice ai ladri, perché sono dei ladri. Quindi sono abbastanza sofisticati, ho visto che mi è capitato, quindi sono diventati molto sofisticati. Quindi questo non vuol dire non utilizzate la moneta elettronica. Sì. Sì, poi no, però con la carta di credito è già diverso, perché potrebbero farti una transazione online se riescono a beccare il codice, quello, le ultime 3 o 4 cifre della carta di credito. Se riescono a beccarti quello, potrebbero fare le transazioni online. Sì, vero, spendono meno magari con la transazione online. Infatti qua c'è un'altra accortezza che vi suggerisco per le transazioni online. Allora, adesso molte, e non parlo, quando vi sto parlando di prodotti in generale, non quelli del Banco Popolare, che a volte faccio fatica anch'io a ricordarmi esattamente il funzionamento. Ci sono carte di credito, quindi c'è la carta prepagata, che è la più sicura per fare transazioni online, perché quella al massimo vi rubano il contenuto della carta. Però se volete la carta di credito normale, voi potete bloccare la quantità di denaro da utilizzare online. Cioè, volete andare a fare una transazione di 200 euro, entrate nel sito della carta vostro, gli dite che state per spendere 200 euro, quindi lo bloccate su 200 e fate la transazione online, e più di quei 200 non possono essere utilizzati quel giorno, e potete cambiare la cifra ogni volta che volete. Questa è una comodità per non far sì che qualcuno carpisca appunto il vostro codice e poi lo utilizzi in modo appunto improprio. Per completare un attimo il suo discorso, e questo purtroppo è stato esperienza personale, anche in riferimento alla domanda, fanno dei finti furti nei negozi, entrano, ti portano via valore, miseria nera, cioè niente di trascendentale, tu non te ne accorgi
aprono il POS, mettono un qualcosina dentro che legga sia la carta, e questo era per le carte di credito, mi ha spiegato la questura di Verona, leggevano i dati della carta di credito e eventualmente il PIN della carta di credito, ma nella maggior parte leggevano i dati della carta di credito. 20 giorni dopo altro finto furto, ok, e si portavano via l'apparecchietto. Tu non sapevi, 6 mesi dopo ti arrivava la questura che veniva lì con una fila di denunce perché su quel POS lì erano state clonate delle carte. Hanno fatto anche questo. Da lì, stiamo parlando di tempo indietro, hanno cominciato a sigillare le aziende che danno i POS in uso, a sigillare una delle viti che apriva il POS in modo che tutti accordi, e comunicarlo anche a tutti gli esercenti, controllare tutte le mattine se il POS ha ancora il sigillo, perché se manca il sigillo assolutamente non usarlo. Invece per l'altra domanda sulla allora, importi limitati di transazione, quindi fino ai 30 euro, che è lì la questione, e importi delle commissioni. Vi dico solo una cosa: in questo momento, quando andate da un tabaccaio a pagare il bollo, il tabaccaio guadagna 1 euro dal pagamento e la transazione, se è un bollo di circa 100 euro, può essere anche di 3 euro, quindi il costo della commissione. Quindi per il tabaccaio non è assolutamente conveniente e vi mette praticamente 1 euro o 2 di pagamento di posta, che è vietato dalla legge. Perché? E poi dopo però ritorno, dico la cosa positiva, perché è vietato dalla legge? La legge dice che il consumatore deve pagare, deve poter pagare e non deve avere praticamente cioè non deve essere una differenziazione per canale. Quindi se pago con i contanti, se pago con la carta di credito, pago col bancomat, devo pagare alla stessa cifra. E questo praticamente invece in alcuni casi non viene rispettato. Adesso tra l'altro, visto che io sono lombardo, la mia città è Crema, la regione Lombardia ha sviluppato i pagamenti dei ticket sanitari tramite praticamente o il sito o degli sportelli ATM negli ospedali, e l'ha fatto anche con Intesa e Poste Italiane, sempre per non far nomi. Per farlo con Intesa costa 1 euro, per farlo con Poste Italiane costa 1,10 euro. Quindi io non so se sia proprio, se il Banco Popolare l'avesse chiesto a me l'avrei sconsigliato. Esatto. Di farlo. Diremo ai colleghi delle associazioni lombarde di consumatori di fare una bella segnalazione. Allora, dall'altra parte cosa sta succedendo? Che appunto il governo sta tentando di inserire per transazioni inferiori a 30 euro una riduzione considerevole delle commissioni, mi sembra che lo 0,0003, una cosa del genere, quindi sta tentando di introdurla. Logicamente per me, che ho in gestione familiare anche un bar, e vi assicuro un mare di gente mi viene a pagare il caffè con il bancomat, anche mi potrebbe dare un certo mi potrebbe dare un certo respiro, e lo capisco appunto per tutti, anche perché disincentiva automaticamente appunto le transazioni dai 30 euro in giù, chi le accetta. Tendenzialmente il break-even point almeno sarebbe 20 euro in una transazione normale, cioè se una transazione è superiore ai 20 euro può convenire, cioè vai a zero come guadagno, inferiore ai 20 euro ce ne rimetti. Questo anche appunto specialmente sui carburanti, dove il guadagno è molto limitato. Dall'altra parte, l'altra cosa che volevo appunto sottolineare è che, e questo la può rincuorare, il regolamento della BCE 751 è legge dal 9. Non deve recepirlo? No, perché è regolamento e non direttiva. Quindi dal 9 il 10 mattina sono lì che controllo, quindi dal 9 grazie mille. Questa non la sapevo, perché essendo un regolamento di armonizzazione è stato recepito, cioè viene recepito in automatico. Chi ne ha tutte da fare, che controlla tutto. Direttamente applicabile.
No, ecco, io però approfitterei di nuovo di Mauro Tosi, anche se non è proprio un argomento relativo alla moneta elettronica, ma che ci sta molto a cuore, riguarda sempre il denaro e soprattutto il nostro denaro che investiamo, anche leggendo insomma le cronache attuali, visto che la platea formata da imprenditori, commercialisti e consumatori, ed è questa benedetta normativa sul bail-in, che quindi salvataggio interno in caso in cui la banca non vada in default, per evitare quindi lo scenario peggiore del fallimento, e la possibilità di far pagare appunto le passività ai primis gli azionisti, gli obbligazionisti e poi anche i titolari di conto corrente. Qualche informazione su questo secondo me oggi potrebbe essere utile anche per chiarirci un po' le idee. Ora, per quanto riguarda il bail-in, più o meno credo che ne abbiate letto sui giornali, la traduzione è salvataggio interno. Dal 1° gennaio 2016 entra in vigore, anche se poi c'è una finestra di 3 mesi in cui poteva essere applicato anche antecedentemente. Infatti è stato applicato, se avete visto anche oggi sui giornali ci sono varie polemiche su Cari Chieti, Cari Ferrara e Banca Etruria e non mi ricordo la quarta. È stato applicato parzialmente, ma è stato applicato. Applicato cosa significa? Applicato significa che la banca può fallire come tutte le altre aziende, punto. E quindi chi investe nella banca ci rimette i soldi come in tutte le altre aziende. Poi c'è una scala gerarchica, logicamente, prima gli azionisti, poi gli obbligazionisti subordinati, poi gli obbligazionisti normali, fino ad arrivare ai correntisti, che è la cosa più delicata. Il correntista è garantito fino all'ammontare di 100.000 euro, perché c'è un fondo di tutela. Da 100.000 euro in su ci potrebbe rimettere, è l'ultima delle ipotesi, speriamo che non succeda. Infatti nel caso di Cari Chieti così non è successo, cioè i soldi che erano sul conto corrente non sono stati toccati, ma i soldi appunto degli obbligazionisti subordinati e degli azionisti sì. Per depositante, questo cosa significa? Se avete un conto corrente cointestato di 200.000 euro siete a posto, perché sono 100.000 di un intestatario e 100.000 dell'altro. Se è di 250.000 cointestato, i 50.000 potrebbero essere soggetti a rischio. Il trucco, perché di solito quello che mi viene chiesto è come facciamo? Quindi li teniamo a casa? È un'alternativa. È un'alternativa. No, non nei puff, perché li hanno aperti tutti quelli. Allora, potete metterlo nelle cassette di sicurezza, tutto ciò che è nelle cassette di sicurezza è garantito, quindi ciò che è nelle cassette di sicurezza non può essere toccato. Potete differenziare le banche, perché sperando che non falliscano tutte insieme, quindi potete differenziarle, e logicamente sono 100.000 euro per banca, non sono 100.000 euro per conto, appunto, per banca. E l'altra cosa, potreste fare un incrocio tra avere i soldi in una banca e comprare le obbligazioni di un'altra, in modo tale da differenziare sempre il rischio. Certo, sto parlando di una platea in cui dovreste avere molti soldi, perché sono sempre più di 100.000 euro e quindi non sono pochi, però questo è l'unico modo per salvaguardare. Vi assicuro, se oggi guardate la Repubblica, in prima pagina o giù di lì, c'è una forte polemica da parte dei risparmiatori di quelle banche che vi ho praticamente accennato prima, che avevano soldi investiti in azioni e obbligazioni della banca, anche per ammontare di piccolo importo, ma lì l'ammontare, anche se è di 5-6 mila euro, viene automaticamente portato all'interno della linea fallimentare, in sostanza, e viene praticamente utilizzato. Logico che sembra giusto, sembra ingiusto, non lo so, è praticamente armonizzato tutti gli altri paesi europei, perché eravamo ormai l'unico Stato in cui le banche erano salvate dallo Stato e non praticamente gestite come un'azienda normale. L'unica polemica, se succedeva all'epoca del Monte dei Paschi, lì avrebbe creato, se era già in vigore questa legge, avrebbe creato un danno non indifferente. Vi leggo, perché me ne sono portate, l'ordine praticamente di salvataggio che non viene toccato, quindi depositi di importo fino a 100.000 euro, perché sono protetti dal sistema che vi dicevo prima, passività garantite come cover bonds,
quindi le obbligazioni garantite, i cover bond, sono praticamente fuori dal perimetro del bail-in. Le cassette di sicurezza e tutto ciò che ne è contenuto, le passività interbancarie con durata originaria inferiore ai 7 giorni, vabbè, che sarebbero i pronti controtermine in sostanza, e il debito verso i dipendenti, vabbè, quello vi interessa meno, e il debito verso i dipendenti, perché come in tutte le, appunto, le linee fallimentari, i dipendenti hanno praticamente un pagamento primario rispetto agli altri creditori della banca. Se c'è qualche curiosità.